adulti tra Cittadella e Tombolo, e la polizia fa scattare 43 misure per 24 giovani e giovanissimi, 8 sono minorenni. Si aggira nel parcheggio di una scuola del Padovano con un fucile e una pistola che si scopriranno essere ad aria compressa, 19enne denunciato dai carabinieri. Armati di pistola assaltano un supermercato nel Padovano all'ora di chiusura, cassieri e clienti minacciati e chiusi in uno stanzino per garantirsi la fuga. A Gruaro i funerali del 60enne musicista veneziano morto assieme al cugino in Carnia, precipitando per 30 metri mentre cercavano il vischio per Natale. La scelta è fatta per la giunta regionale. Domani il presidente del Veneto Stefani annuncerà la sua squadra di assessori diretta su Antenna 3 dalle 11:15. L'Associazione dei Comuni del Veneto fa il bilancio del 2025 e teme ulteriori tagli, specie per le realtà più piccole. Il rischio è quello di un ulteriore aumento delle tasse locali. In tutte le piazze del Veneto stamane migliaia di persone in corteo per lo sciopero generale indetto dalla CGIL contro la manovra del governo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: minacciavano coetanei, sfrecciavano con monopattini nei supermercati, ma non solo. Sono 43 le misure di prevenzione personale firmate dal questore di Padova nei confronti di 24 giovani che agivano tra Cittadella e Tombolo. Bulli diventati anche rapinatori che facevano paura ai loro coetanei ma anche agli adulti. Sono 24 i giovani tra i 15 e i 29 anni, italiani di seconda generazione soprattutto, raggiunti da 43 misure di prevenzione personale firmate dal questore di Padova Marco Odorisio. 8 di questi sono minorenni. Nei confronti di 6 giovani emessi 7 DASPO Willy e un DASPO urbano per spaccio con il divieto di stazionare dentro nei pressi di locali pubblici del centro storico della stazione ferroviaria di Cittadella, nonché vicino ai centri commerciali. Per 9 è scattato il foglio di via obbligatorio per 4 anni dai comuni di Cittadella e Tombolo. Per 5 è emesso un divieto di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in Italia e nell'Unione Europea per 3 anni. 20 giovani sono stati raggiunti da un avviso orale. Un 17enne è stato denunciato per rapina dopo che alla fermata dell'autobus aveva minacciato con un coltello un coetaneo per farsi consegnare il portafoglio e 2 sigarette elettroniche. Oltre alla denuncia, il 17enne non potrà per un anno stazionare nelle aree di pertinenza dell'intero trasporto pubblico del comune di Cittadella. 2 in particolare gli episodi presi in esame dalla divisione anticrimine della questura di Padova. Il 18 novembre un gruppo di almeno 7 giovani dopo fine scuola aveva aspettato vicino a un supermercato alcuni coetanei selezionati tra i ragazzi più timidi e li aveva costretti a consegnare il denaro. A rifiuto di quest'ultimi un ragazzo era stato obbligato a comprare da bere al bar sotto la minaccia di fargli del male e accusato a gran voce di essere un ladro visto che non aveva abbastanza soldi per pagare il conto. Il 12 novembre invece 2 sedicenni sono stati sorpresi mentre rubavano pezzi da un ciclomotore vicino alla stazione di Cittadella e accusati di furto, ma segnalazioni sono continuate ad arrivare da parchi cittadini, aree pedonali e supermercati dove la banda entrava con il monopattino spaventando clienti e commesse per guadagnarsi la fuga. Ma il tanto non mi fanno niente non esiste, perché anche questi provvedimenti di natura personale preventiva sono comunque limitativi della libertà, in questo caso di un giovane, di un ragazzo, di potersi recare in un centro storico o di potersi recare in un centro commerciale, quindi hanno proprio una sorta, diciamo, di significato di ammonimento, di richiamo, di che cosa? Di rendere consapevole il ragazzo diciamo, della gravità delle condotte che pone in essere. Ed ancora dal Padovano, da Campo San Martino, si aggirava nel parcheggio di una scuola con un fucile e una pistola, denunciato 19enne. L'allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì quando da Campo San Martino è arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri la telefonata di un cittadino che segnalava 2 giovani armati di fucile e pistola a girarsi nel parcheggio vicino all'istituto comprensivo di Via De Gasperi. Arrivati sul posto i militari hanno notato i 2 segnalati e l'auto di uno dei 2, un 19enne. Il giovane è stato fermato e l'auto sottoposta a perquisizione. Nel bagagliaio i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno
hanno trovato e sequestrato 2 scatole con all'interno un fucile e una pistola da soft air, entrambi privi di tappo rosso. Il 19enne è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di porto abusivo di armi. A Treviso, ora un anno fa, l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo, il messaggio ai giovani in un quaderno lasciato dalla mamma sul luogo dell'aggressione. La stella di Natale, i ciclamini, il lumino e la carta colorata e poi la busta rossa con dentro un quadernone dove chi vuole può lasciare un pensiero per ricordare Francesco Favaretto. Ad un anno dalla brutale aggressione costata la vita al 22enne trevigiano, in via Castelmenardo tra le auto parcheggiate, in questo angolo mamma Monica ha allestito uno spazio per ricordare il figlio strappato alla vita da una violenza brutale ed assurda. Un anno per ricordare la memoria e responsabilità personale e collettiva, si legge sulla prima pagina del quaderno. In un'altra busta altri pensieri in ricordo di Francesco. C'è anche la penna per scrivere e tutto qui lascia intuire lo strazio di una mamma, ma anche la volontà di rivolgersi ai ragazzi, a tutti quei giovani di Treviso richiamati nella cartellina. Che tragedia, una vita finita così, commenta un residente. Ci penso ogni giorno quando passo di qui, dice con gli occhi lucidi. È passato un anno da quella sera del 12 dicembre, quando nella Treviso addobbata per le feste Francesco Favaretto venne affrontato da una banda di giovanissimi che volevano rapinarlo dei soldi, dello zainetto e del panetto di hashish che il 22enne aveva nascosto nei pantaloni. La rapina si trasformò in una brutale aggressione. Ai calci e pugni seguirono i fendenti con cocci di una bottiglia rotta, 2 letali al torace e alla gola. Il giovane si spense nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso dopo 11 giorni d'agonia. Le indagini portarono in breve all'identificazione di tutti i giovani della gang, 3 maggiorenni e 6 minorenni. Nei giorni scorsi, per i 2 maggiorenni accusati di aver provocato le lesioni fatali, il giudice ha disposto la permanenza in carcere, mentre un mese fa un sedicenne è stato condannato dal Tribunale dei minori di Venezia a 8 anni di reclusione con rito abbreviato. Gli altri minori coinvolti sono in comunità. Accusata di omicidio e rapina in concorso anche la fidanzata di uno dei 2 maggiorenni in carcere. Prima udienza del processo ai maggiorenni il 28 gennaio prossimo. Un quarto, accusato solo di rapina, sarà giudicato con rito abbreviato il 5 febbraio. Di certo l'omicidio di Francesco ha profondamente scosso i trevigiani, segnando uno spartiacque per la città, ancora alle prese con baby gang violente. Proprio la scorsa settimana ci siamo visti costretti a parlare ancora di violenza giovanile, di disagio, e quindi c'è ancora molta strada da fare. Spero però che venga fatta anche giustizia, francamente, perché coloro che sono i responsabili devono pagare la giusta pena e, come dice la mamma, quantomeno pentirsi di quello che hanno fatto, e questo io francamente non so dire se è un risultato ottenuto, però io spero che quella vittima, quel corpo sacrificato, serva da lezione per il futuro, per i giovani, perché certe azioni di violenza non succedano più. Mi pare che non abbiamo ancora ben capito la lezione, però dobbiamo lavorare in questa direzione. E ancora nel Padovano, con l'ennesima rapina ai danni di un supermercato, è accaduto ieri sera a Bagnoli di Sopra. È in una strada laterale questo supermercato di Bagnoli di Sopra, dove ieri sera, poco dopo le 19, 2 rapinatori hanno fatto irruzione con il volto coperto da un passamontagna e una pistola in pugno. Momenti di terrore per la cassiera e la responsabile di turno che erano all'interno e i pochi clienti presenti a ridosso dell'orario di chiusura, 2 tra le corsie e gli scaffali, 2 entrati durante il colpo. Sotto la minaccia dell'arma, la cassiera è stata costretta a raccimolare i contanti presenti e poi ad accompagnare i 2 nell'ufficio dove la responsabile ha aperto la cassaforte. Nel frattempo i clienti sono stati chiusi in uno stanzino e fatti mettere a sedere immobili. Pochi istanti, durati un'eternità per i presenti. Arraffato il bottino, che si aggirerebbe intorno ai 3.000 euro, i banditi sono fuggiti, facendo per ora perdere le tracce. Il quarto assalto a un supermercato nel giro di poco più di una settimana, e ci avviciniamo a Natale e davvero sta crescendo la preoccupazione. 2 colpi messi a segno in città, uno a Monselice. Qui il rapinatore, un 38enne italiano che aveva agito armato di coltello, è stato arrestato. Sotto shock clienti e dipendenti del supermercato di Bagnoli di Sopra, con una delle cassiere che non è riuscita a trattenere l'emozione. Intanto è caccia ai banditi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della
della compagnia di Abano Terme che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Un focolaio di salmonella è stato registrato nelle scorse settimane in provincia di Padova. 18 i casi accertati dal servizio igiene dell'Ulse Euganea. L'intossicazione ha riguardato i dipendenti di aziende di 4 province. Oltre a Padova anche Treviso, Venezia e Rovigo, che ricevevano i pasti per i lavoratori dallo stesso centro cottura del Padovano. Dato che la vendita del prodotto era stesa sul mercato a vasta scala, il servizio igiene dell'Ulse 6 ha attivato il sistema di allerta europeo per ritirare e richiamare dal commercio il prodotto. Una comunità in lutto a Giai di Gruaro per l'addio a Mauro Darpin, morto domenica nei boschi di Enemonzo in Carnia insieme al cugino. La morte improvvisa e dolorosa di Mauro è un lutto che causa uno sconfinato dolore. È un dolore che fatica a trovare parole, quello che ha attraversato Giai di Gruaro in provincia di Venezia. Alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, amici, colleghi e musicisti si sono stretti attorno alla famiglia per dare l'ultimo saluto a Mauro Darpin, sassofonista apprezzato nel panorama musicale del nord-est e da anni dipendente dell'INPS. La tragedia era avvenuta domenica 7 dicembre nei boschi di Enemonzo, in Carnia, dove Mauro e il cugino Sandro Vallent, 55enne di Udine, erano andati alla ricerca di vischio per il presepe in vista delle festività natalizie. Improvvisamente un ramo aveva ceduto ed entrambi erano precipitati per circa 30 metri in un canalone ripido. Mauro è stato animato dall'amore per il cugino. Quando ha ceduto il ramo, non ha pensato 2 volte. Si è calato per raggiungere il cugino. Purtroppo anche lì è precipitato. Nella chiesa, tra il silenzio e le lacrime, amici e colleghi hanno ricordato Mauro per la sua musica, la sua gentilezza e la passione con cui affrontava la vita. Un addio che lascia un vuoto profondo ma che conserva vivi ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Non era una persona che si tirava indietro, non volgeva lo sguardo dall'altra parte. Si gettava con coraggio anche contro le avversità. Era un uomo che sapeva ascoltare. In poche parole, Mauro ha vissuto per gli altri. La politica ora questione di ore, sarà svelata la nuova giunta regionale dopo giorni di toto assessori. Domani mattina è stata convocata la conferenza di presentazione a Venezia. Sarà il momento per capire se saranno davvero rispettati gli equilibri politici tra alleati e quelli territoriali. Ogni provincia vuole essere rappresentata in quello che sarà l'esecutivo Stefani. Il tassello principale riguarda l'assessorato alla sanità, settore che da solo assorbe 9 miliardi all'anno. Qui potrebbe arrivare la vera sorpresa con l'affidamento ad un tecnico. Insistente il nome del cardiochirurgo Gino Gerosa, ma continuano a girare anche i nomi del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e del collega dell'ULSS 3 Edgardo Contato. Domani alle 11:30 al momento della verità con la nostra emittente, che sarà in diretta dalle 11:15 per raccontarvi una giornata importante per la politica della nostra regione. L'Associazione Comuni del Veneto fa il bilancio del 2025 e teme per ulteriori tagli, specie nei confronti delle realtà più piccole. Tempo di assemblea annuale per l'Anci Veneto, l'associazione dei comuni, alle prese con molte sfide per il futuro. Appuntamento a Padova, anche se più di qualche sedia è rimasta vuota. Molti sindaci impegnati con la chiusura del bilancio e con molte sfide. L'impatto della manovra finanziaria del governo sui comuni, il sostegno alle piccole realtà, quelle sotto i 5.000 abitanti, che poi sono la maggioranza, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la sicurezza, i rimborsi dei danni da maltempo, una comunità molto unita, quella dei primi cittadini. Il Veneto è una delle regioni dove i sindaci danno proprio la prova, a prescindere dal colore politico, di fare squadra, e lo vediamo perché il nostro presidente comunque Mario Conte
a prescindere anche dal governo, battaglia sempre per portare le istanze venete e questo fa parte anche comunque della nostra storia. In Veneto sono 560 i sindaci con i conti in ordine, che non spendono più del dovuto ma che faticano anche a mantenere servizi e assistenza. L'ANCI, che è una sorta di sindacato, si batte per questo. Il presidente Conte lo fa senza guardare al colore politico di governo, regione o singoli comuni. Stiamo tutti quanti elaborando il bilancio di previsione 26, 27 e 28 e dobbiamo fare i conti da una parte con la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, dall'altra con l'aumento del caro vita, esattamente come le famiglie e le aziende, anche i comuni devono far fronte a questo aumento dei costi di gestione. E allora il nostro punto fermo è quello di mantenere fermi i servizi e la qualità dei servizi per i nostri cittadini, dall'altra però devono anche tornare i conti. Altro tema strategico, quello della sicurezza. Furti, baby gang, truffa agli anziani sono argomenti sui quali i cittadini chiedono una risposta direttamente al loro sindaco e i sindaci hanno armi spuntate, perché la competenza per lo più non è loro, ma tanto per cominciare qualche semplice correzione è possibile senza rivoluzioni. Abbiamo perso 12.000 agenti negli ultimi 15 anni, 12.000 agenti di polizia locale. Come possiamo garantire il presidio del territorio con un numero di agenti che cala in maniera vertiginosa? E poi, solo per fare un esempio, oggi le polizie locali non hanno accesso al cosiddetto SD interforze, cioè alla banca dati che hanno le forze dell'ordine, quindi quando fermano qualcuno non sanno chi hanno davanti. Ecco, questa sarebbe una riforma che non ha bisogno di quattrini, non ha bisogno di risorse, ha solo bisogno di organizzazione. Sciopero generale oggi indetto dalla CGIL, manifestazioni in tutte le province venete, vediamo com'è andata a Padova. In 4.000 hanno sfilato per le strade del centro padovano per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL. Come nelle altre province venete, anche nella città del Santo i lavoratori hanno manifestato per chiedere al governo di rivedere la finanziaria. Quello che chiediamo al governo è di andare a prendere le risorse dove sono, perché attraverso il fisco, intanto restituendo i 26 miliardi in più trattenuti a lavoratori e pensionati a causa dell'alta inflazione come maggiori tasse, ma poi prendendoli dall'evasione fiscale, prendendoli da chi ha fatto indebitamente profitti e extraprofitti, tassando chi in questo paese sta bene, ha ricchezze superiori ai 2 milioni, un contributo dell'1% non è una tassazione così grave, soprattutto lo ricordo perché il governo condona chi evade invece di far pagare le tasse e quindi credo che questo sia un aspetto molto meno etico che non dire chiediamo un contributo di solidarietà a chi sta meglio, tutte queste risorse esattamente per fare il contrario di quello che oggi abbiamo e quindi dare un lavoro stabile, riconoscere sanità, aumentare i salari. Dal palco di Piazza Garibaldi si sono alternati i rappresentanti delle categorie del sindacato guidato da Maurizio Landini e hanno rivendicato la necessità di un confronto con l'esecutivo, rispondendo anche a chi li accusa di proclamare mobilitazioni al venerdì per allungare il weekend. Ma io lo trovo vergognoso, uno perché uno perde il giorno di retribuzione e quindi deciderà quando farlo, in secondo luogo perché domani lavorano 8 milioni di persone, un elenco sterminato chiaramente dagli ospedali ai supermercati, alla logistica, al trasporto, alla ristorazione, ai rider, insomma un'infinità di gente domani lavora, per cui la si finisca con questa pagliacciata che serve solamente a distrarre. La preoccupazione per gli esponenti CGIL è la bassa produttività italiana. Se non fa innovazione, se non investi in lavoro di qualità non regge più, la cassa integrazione aumenta, le principali aziende della chimica, del tessile, dell'acciaio, Ilva, Insegna chiudono e sono in ginocchio, ripeto, tanta cassa integrazione, ci venga a dire dove questo paese cresce e va bene. Domani la festività di Santa Lucia e come ogni anno Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa officiata dal Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia dal santuario di Santa Lucia. Appuntamento alle 18 in diretta su Antenna 3. Per l'occasione il telegiornale del Veneto e di Venezia andranno in onda dopo l'edizione di Treviso. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo. Arrivederci.